Pronto? Pronto, Marotta? Sì. Buonasera signore, sto Filippo. Sì. Ah, non sto. Aspetta. Grazie, facciamo presto. Sei, Sto con il cellulare. Ma pure? Che sta sentendo un po' strano. Pronto, Filippo? Chi è? Buonasera, sono Mastaniello, fravagatore, come stai? Chi è? Ma Filippo, ma stai rumeno, che stai facendo? Sono come un fravagatore, Mastaniello. Filippo, partiamoci poco in chiacchiere. Allora, senti, noi stiamo venendo là alla torre, no? Teniamo la roba coppo cambio, volevi sapere una cosa, lo scarichiamo fuori a tutti, che mi fa? Ma tu facci capire uno per un altro. Aspetta, Filippo, allora, Giovanni, piglia un attimo carta e penna. Allora, fammi vedere un attimo fax. Allora, Marotta Filippo, via San Francesco di Paola, Torre Annunciata. Ci troviamo? E che te fa? Ma ci troviamo, che no? Sei tu, non sei tu! Ci può far capire se sei tu! Ma che roba hai? Hai già capito? Allora, che 34 sacchetti di strumento, troppo cambio, no? Si apre lo... E cocco da dai. Ma scusate, ma l'indirizzo si trova, sì o no? Fammi capire. Ma non sono io. Scusate un attimo, Nando, aspettate un attimo. Mastani, chi sto Antonio? Come chiama? Come si chiama? Antonio? Filippo, qua. Filippo, come si chiama? Filippo Marotti, Filippo Marotti. Chi sei? Non mi sono infartuto, esce fuori cagare. Che cavoli che c'è, ma da papà. Tu stai fuori per la coppa, compagno. Aspetta, Filippo, non ci allarmare, sta trovando sì. Ti tengo guaglione mi cago ogni tanto si fa una birreccia. Ma chi sei un sabone per la coppa? Sì, già metto un gol. Ho saputo tutto che sto Marotta non riesce a credere. Ah babbo, ma che c'è zicco? L'importante è che c'ho così sordo. Marotta! Ma sto povero scemo. Ma perché ascolta chi sta là? Perché? Ma che lo sanno? Ma state zitta! Ah, boh, ma stanno vedete? Ah, state zitta! Allora, Filippo, senti una cosa, facciamolo fatto, bello così. I tengo 34 sacchetti ci vendono coppo cambio, no? Ma la mangia maetta, sta già maetta. Ma che tengo a variare dopo un momento? Mettate... Secondo me chi si è offeso un po'? Chi sta a chiamare la voto? A roppo chiamammo prima no. A rosata me, tu stai sciardo dopo un momento, stai giù me. Mi frava cana po'. Se tu prendi la roba e qua roba non si andiamo a mettere, no, ma che ho prenuto a forza. Chiamma pure. Pronto? Pronto, buonasera signora. Buonasera. Signora, c'è sta Filippo. Ma chi sei? No, da voto, signore, sono con un'amica, signore. Filippo, ma che ti la là? Sto parlando con moglie, ti metti tu in mezzo. Ma allora si sa, ma non è già capito. Filippo, aspetta un secondo. Ma sai, con Filippo da parlare piano perché chi è scemo e poi mi ha detto che poi non mi sa dovano. Ma tu sei un povero scemo, ma voglio sapere tu che può mai, tu stai già mai. E allora, calmiamoci un momento, posso spiegare un momento, Filippo? Allora, ritengo sto fax che è arrivato ieri sera andati. Ma sai, da parlare più chiaro, che non capisci, perché oltre che è scemo è pure sordo. E sto parlando chiaro, ma perché ti metti in mezzo? Ma ci ciao, ma rotto. Ma come già bravo cuoco? Aspetta, Filippo, un momento, aspetta, non tu sei. Tu mi stai scemunando, ma che buono. E tu sto ricevendo, si mi fai parlare. Posso parlare? Allora, ritengo si 34 sacchetti in giù. Ma che sbaglio, ma come già bravo coia? Ma staremo sentito uno che fa la sia moglie in mezzo, per forza non mi sceme. Allora, Filippo. Ma buonamoci. Bellissimo, ragazzi, un momento storico di bellissimo davvero, e sono certo che Oro Petagna ha già estrapolato la voce di questo nuovo amico che utilizzerà per le voci registrate naturalmente di domani. E allora ragazzi, che dirvi, i tappi per oggi finiscono qui, vi diamo appuntamento a questa notte